Inizieremo il 30 dicembre sul piazzale dell'Odissea di Spresiano per far partire una campagna nazionale alla quale poi seguiranno anche spot in maniera tale che si torni a parlare ai ragazzi. Ha scelto di concludere il suo incontro di fine anno ricordando i tanti giovani morti sulle strade della regione, il governatore del Veneto Luca Zaia, e riproponendo quanto fatto da presidente della provincia punta a sensibilizzare tutti, in particolare sulla distrazione al volante, responsabile del 70% dei decessi e delle uscite di strada. Governatore che ha messo la sanità come primo punto di quanto fatto nel 2019 e da fare nel 2020. 500 medici arriveranno nelle corsie degli ospedali, 320 nei pronto soccorso e 180 nelle geriatrie e medicine generali. La sanità è la vera sfida, investiamo ogni anno 70 milioni di euro in attrezzature diagnostiche di altissimo livello, cosa che un privato non riuscirebbe a fare perché non sono economicamente vantaggiose per un bilancio di un privato. Dall'altro la vera sfida è quella dei medici, i medici che mancano a livello nazionale, sono 56.000 medici che mancano e da noi ne mancano 1.300 di questi 56.000 e finalmente è passata la nostra linea a livello nazionale. Sanità ma anche viabilità con l'annuncio dell'apertura delle pedemontane il 31 dicembre 2020, con un occhio anche a quanto succederà in futuro per le concessioni autostradali. CAV è un'azienda pubblica che può benissimo gestire il pubblico, sta pensando alla dismissione di Autostrade per l'Italia. No, io sto pensando che abbiamo un soggetto che funziona, che fa reddito, fa utili, è un soggetto che ha esperienza ormai in infrastrutture autostradali e gestiamo il passante di Mestre, ma ciò non esclude che si possa gestire qualcos'altro, visto e considerato che se si modificasse la legge noi ci siamo ed è una società tutta pubblica. Poi è stata la volta del punto sull'autonomia del Veneto, con la conferma che se entro gennaio non arriveranno segnali da Roma si procederà con le leggi regionali e relativi ricorsi in Corte Costituzionale. Noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, poi saranno i cittadini a giudicare, no? Fortunatamente sono le elezioni e ognuno può esprimere la sua convinzione. E considerando che nel 2020 la Regione torna al voto, a proposito di elezioni Zaia non vuol sentir parlare di campagna elettorale. Noi siamo concentrati e lo saremo fino all'ultimo giorno a governare il Veneto. Penso che dedicare gli ultimi 6 mesi di governo alle campagne elettorali non serve a nulla, rischi solo di deprimere i risultati che dovremmo raggiungere. Ma la curiosità è tanta che il governatore ha glissato così. Lasciamo spazio a quelli che vogliono candidarsi.